Quindi le riforme importanti, per entrare anche poi nel tema di oggi, che sono appunto riforme, federalismo e sicurezza, sono sicuramente temi cari alla Lega, temi per i quali la Lega è nata, oserei dire. Federalismo è la madre di tutte le riforme, per cui su questo siamo partiti, questo è il nostro sogno, di arrivare al compimento finalmente di questa riforma dell'articolo 119 della Costituzione. Per cui su questo stiamo lavorando, su questo è stata creata fra l'altro una commissione bicamerale proprio la settimana scorsa, mi sono dimenticato di dire che oltre alle commissioni permanenti ci sono delle commissioni ad hoc per funzioni particolari, una di queste era all'interno dell'articolo 3 e 4 del federalismo fiscale, che erano le due commissioni bicamerali composte di 30 parlamentari, senatori e deputati, appunto per l'attuazione dei decreti attuativi che ci porteranno al compimento del federalismo fiscale in senso stretto. Per cui una è stata proprio nominata la settimana scorsa, se avete sentito attraverso i media, Umberto Bossi ha voluto fortemente che la presidenza fosse di un deputato del PD, quindi fosse dell'opposizione, proprio per dare ampia maggioranza a questa riforma importante che deve essere condivisa. Come sempre non si può fare a colpi di maggioranza riforme importanti che modificano ovviamente la natura dello Stato italiano in senso federale, ma abbiamo bisogno della massima condivisione. Ricordatevi che l'unica forza che ha votato contro il federalismo fiscale è stato l'UDC. Gli altri li abbiamo costretti, perché era pericoloso votare contro, ad astenersi se non altro dal provvedimento. Oggi, dando mandato a un parlamentare del PD di gestire e presiedere questa commissione, vuol dire dare anche responsabilità a loro perché si possa arrivare a un'approvazione condivisa della riforma in modo tale che effettivamente si arrivi anche in tempi stretti appunto al passaggio di consegne, che è la fase successiva degli adempimenti e soprattutto fiscali per quanto riguarda lo Stato centrale nella compartecipazione delle entrate a province e regioni. Quindi per dare attuazione e per avere finalmente la possibilità che il futuro governatore Luca Zaia tenga in casa quelle risorse che i veneti oggi stanno dando a Roma in modo copioso, 12 miliardi, ricordavo anche nella precedente serata che abbiamo fatto, 12 miliardi di surplus all'anno che noi giriamo a Roma ogni anno. Questi 12 miliardi col federalismo fiscale, a parte il fondo solidarietà, a parte i parametri che sono già previsti e saranno progettati nei decreti attuativi, una gran parte di queste risorse resteranno a disposizione dei veneti per le infrastrutture, per le esigenze, per il sociale, soprattutto per la sanità, che succhia moltissime risorse a livello regionale, per i veneti, per i nostri anziani, per le fasce più deboli. Quindi veramente io non capisco, ieri fra l'altro è uscita un sondaggio del Censis che diceva che 8 italiani su 10 sono favorevoli a prestare le cure all'immigrato clandestino che ne ha bisogno. Io credo che questa sia un'arma un po' a doppio taglio, non possiamo volere una sanità d'eccellenza quando poi dobbiamo spendere risorse per tutti, quindi 8 italiani su 10, io spero non siano 8 veneti su 10, perché non può collimare l'esigenza di avere una sanità d'eccellenza e anche pagare per tutti senza che questi possano dare un euro alle casse sociali per poter far fronte alle nostre esigenze. Quindi prima di tutto autonomia, prima di tutto ai veneti, ai nostri, poi se ci sono dei margini io credo che ci possano essere se si lavora bene, ottimizzando, facendo delle ottime economie, però prima sempre i veneti. Mi sembra che anche la Regione Veneto su questo si sia sempre adoperata in questi anni e avremo margini di garanzia notevole con Luca Zaia perché questo avvenga sempre davanti ai veneti, prima di tutto, per cui questo è importantissimo.